più acqua al Veneto, la decisione della provincia autonoma, soddisfazione dei consorzi di bonifica, ma la situazione resta drammatica e la protezione civile lancia l'allerta per il disagio fisico da caldo. Drammatico incidente sul lavoro stamane a Fusino, operaio quarantenne senegalese perde un braccio stritolato da un rullo, l'uomo in gravi condizioni in ospedale. Ricerche a lieto fine dopo una nottata di angoscia per il bimbo di 9 anni di Mestre che si era perduto nei boschi dell'Alpago. Il sindaco di Tambre, sono state ore terribili. 5 incidenti in poche ore nella Marca, Casale, sul Sile una mamma perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso, grave il figlio di 4 anni, sul terraglio un 42enne ubriaco si scontra con la vettura di un 56enne, l'uomo in prognosi riservata. Al lavoro come manager ma in pensione da medici, concluse le prime verifiche della Direzione Generale della Sanità Veneta sugli effetti del caso scoppiato in Basilicata. 4 direttori generali dell'ULL si autosospendono lo stipendio. In autunno il Veneto rischia un boom di fallimenti di aziende per ritardi di pagamento della pubblica amministrazione e l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus, l'allarme della CGA. Ballottaggi contro la rovescia per il voto, urne aperte domani dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre tiene dalle 21:15 su Antenna 3 puntata speciale di Ring per seguire in diretta l'esito delle urne. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con l'allarme siccità, anche se questa mattina è arrivata una buona notizia perché l'Alto Adige garantirà più acqua al Veneto. La decisione presa in mattinata appunto dalla provincia autonoma, è arrivata la soddisfazione dei consorzi di bonifica e gli operatori del settore primario. Era difficile avere un'irrigazione efficace ed efficiente senza l'acqua che arriva dalle nostre montagne, parlando appunto di sistema Italia. Dobbiamo essere più uniti, tutti a remare nella stessa direzione, perché se siamo appunto tutti sulla stessa barca, proprio uso questa metafora parlando di acqua, noi dobbiamo guardare di arrivare in un porto sicuro e quindi essere comunque uno con l'altro solidali. Per un Veneto che ha sete, l'apertura dei rubinetti da parte dell'Alto Adige è una buona notizia sia per operatori che per consorzi di bonifica alle prese con una siccità quasi senza precedenti. D'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano e in coordinamento con gli operatori trentini, la società altoatesina dei servizi idrici ha infatti modificato i programmi di produzione delle diverse centrali idroelettriche così da garantire portate più elevate anche nel fine settimana, quindi la continuità dell'approvvigionamento di acqua. Lo scioglimento delle ultime nevi e alcuni temporali tra Bolzano e Trento hanno mantenuto la portata dell'Adige al di sopra del valore inferiore di riferimento, pari a 140 metri cubi al secondo. Da qui la mossa della provincia autonoma, auspicata da tempo ma niente affatto scontata e salutata con soddisfazione da Palazzo Balbi, che continua però a chiedere una gestione nazionale della crisi con la dichiarazione dello stato di emergenza e l'intervento di un commissario. Richieste che Andrea Colla, nella duplice veste di presidente di Coldiretti Venezia e vicepresidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, fa proprie. Noi abbiamo oggi un principio di desertificazione dei terreni, perché l'acqua che noi riusciamo a trattenere è sempre meno e di conseguenza poi abbiamo grossi problemi a far arrivare la cultura a termine, e in questo caso abbiamo sicuramente già subito degli aumenti dei costi proibitivi nel settore primario, nel settore agricolo, ma ancora di più noi abbiamo il problema della salinità. Criticità che interessano anche la coltura dei molluschi. Lo stesso Colla parla da una bilancia di pesca. E abbiamo una moria di cozze e di vongole dovuto proprio alla mancanza di ricircolo d'acqua anche nelle valli, visto i livelli che sono molto bassi. Situazione drammatica anche a Padova, dove i canali del tronco maestro sono ormai secchi. Stanno quindi emergendo le alghe che solitamente lambiscono il fondo, trasformando i canali in distese verdi. Continua l'emergenza siccità anche a Padova. I canali interni si stanno abbassando a vista d'occhio. Siamo in Riviera San Benedetto, lo vedete. Le alghe hanno oramai invaso il canale, sembra un tappeto verde, sembra un giardino. Padova si risveglia con i canali sempre più secchi ogni giorno che passa. Il segnale più preoccupante sono le alghe che stanno emergendo e che visivamente trasformano il canale in un prato. E percorrendo via San Benedetto, arrivando al Ponte dei Tadi, lo potete vedere, è una distesa
di verde. Sono tutte alghe emerse dal ramo maestro per la scarsità d'acqua. L'edicolante, che ha qui il suo chiosco da quasi 30 anni, ci confessa di non aver mai visto qualcosa di simile. Fa una certa impressione. Speriamo che aprino un po' più avanti e che... Lei da quanti anni è che è qua? 29. Lei in praticamente 30 anni non l'aveva mai visto prima. Mai visto un canale così messo male. Anche i passanti che assistono a questa trasformazione sono stupefatti e preoccupati. Io penso che l'abbiano tenuto in considerazione questo pericolo eventuale delle alghe, che facciano qualcosa, che mettano dei disinfettanti particolari. Sono canali anche secondari, dunque bisogna vedere come sono fatte anche disposte le chiuse, quelle cose lì. Certo che vedere a Padova una secca del genere è un po' triste. Il Comune ha intanto emanato un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, vietate alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di riciclo e l'innaffiamento di prati, giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte. E con la siccità aumenta il rischio di incendi e tornano le fiamme sui colli euganei. La zona di Rocca Pendice è colpita in queste ore per la terza volta dai roghi. Da 2 settimane il fuoco impegna i vigili del fuoco e i servizi forestali regionali a Rocca Pendice sui colli euganei, un'area già colpita da incendi 2 anni fa e poi ancora il 18 giugno. E in queste ore, per la terza volta, a una settimana esatta dall'ultima, a Rocca Pendice l'incendio si è riattivato. Sul posto sono arrivati i volontari di protezione civile e antincendio boschivo, i vigili del fuoco, i servizi forestali regionali. Inoltre è stato attivato l'elicottero della Regione Veneto per l'impossibilità di raggiungere il luogo via terra. Nonostante il miglioramento del sistema di prevenzione in questi ultimi mesi, con l'attivazione quasi immediata dell'elicottero prevista dai nuovi protocolli, il momento è critico. Da definire le cause di quest'ultima ripresa dell'incendio, mentre la settimana scorsa erano state sicuramente di origine dolosa, arginate poi grazie all'immediata segnalazione dei residenti dei colli, vere antenne del territorio. E l'ondata di caldo è destinata a durare ancora. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico dalla giornata di oggi lungo le coste e da domani a lunedì 28 giugno per le zone costiera, pianeggiante, continentale, pedemontana e montana del Veneto. Siamo alla cronaca, è grave, un operaio che ha avuto il braccio schiacciato dalla macchina che stava pulendo all'ecodistretto di Fusina, siamo a Venezia. L'uomo aveva infilato il braccio tra il nastro e il tamburo di una macchina utilizzata per il metallo. Il braccio maciullato dalla macchina con la quale stava lavorando. Un operaio di 40 anni di nazionalità senegalese rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nell'area dell'ecodistretto di Fusina di Veritas. L'uomo, dipendente di una ditta che non fa parte di società del gruppo Veritas, secondo le prime ricostruzioni stava effettuando delle operazioni di pulizia ad un rullo a tamburo utilizzato per il metallo. L'operaio ha infilato il braccio destro tra il nastro e il tamburo. In questi casi le procedure di sicurezza prevedono che l'operazione sia eseguita solo a macchina spenta e con le chiavi di accensione disinserite in possesso di chi esegue la polizia. Sempre secondo le prime ricostruzioni, un operaio del turno successivo avrebbe avviato la macchina senza immaginare che il collega stesse lavorando tra i rulli. Il tamburo si è messo in movimento e ha maciullato il braccio destro dell'operaio. Sul posto è intervenuto il 118 e lo Spisal. Restiamo a Venezia, paura tra i passanti a Rio Marin per un'aggressione avvenuta poco prima delle 13 tra cittadini stranieri, finita con l'accoltellamento di una persona. Un uomo rimasto ferito in maniera seria è stato ricoverato in ospedale. Secondo alcune testimonianze, i coltelli utilizzati per l'aggressione sarebbero stati poi gettati in canale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del SUE, ma ancora sconosciuti i motivi della lite, ma non si esclude che possa essersi trattato di un regolamento di conti tra spacciatori. Dalla paura alla gioia incontenibile, tutto in una notte nei boschi sopra Tambre, nel Bellunese, dopo la scomparsa di Francesco, il bambino di 9 anni di Mestre che si era perduto ieri sera tra i boschi. Ore di ricerca fino al lieto epilogo.
Una storia, per fortuna, a lieto fine. Dopo una notte angosciosa, questa mattina alle 9:10, il messaggio che tutti speravano di ricevere: il bambino è stato trovato. A riportare dai genitori Francesco, il bambino mestrino di 9 anni scomparso ieri nel tardo pomeriggio nei boschi sopra Tambre, è stato l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia. A ritrovarlo un escursionista della zona che lo ha avvistato in località Filon del Vivaio sul sentiero tra Malga Pian di Lastre e il rifugio Semenza. Con l'appello che abbiamo fatto ieri sera all'1:30 abbiamo cercato di dare quelle informazioni che chi veniva a camminare qui nelle prealpi da noi a Tambre potesse magari riscontrare lui durante le camminate sui sentieri, perché la rete sentieristica è molto battuta e sono tanti i sentieri, no? Anche le tracce degli animali, quindi poteva essere che ci fosse stato un avvistamento da parte di un utente esterno. Pur se dopo una notte nel bosco e dopo un temporale, Francesco è apparso abbastanza tranquillo, disponibile a fare un giro in elicottero quando i soccorritori glielo hanno proposto per riportarlo al campo base, dove la prima cosa che ha chiesto ai genitori che lo abbracciavano è se avessero una banana da dargli. Stava bene, quando è stato scaricato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco il ragazzo era tranquillo, stava bene, in buone condizioni, poi c'erano i suoi genitori e l'hanno subito abbracciato, consolato e dunque era assolutamente tranquillo. Le ore precedenti sono state di grande tensione. Il bambino era sparito ieri sera a Malga Grant sopra Col Indesse. Il padre si era fermato a leggere un cartello quando si è reso conto che il figlio non c'era più e non era tornato verso Sant'Anna, dove la famiglia trascorre le vacanze. Verso le 18 ha lanciato l'allarme. I soccorritori hanno allestito un campo base presso l'agriturismo Montecavallo e per tutta la notte un centinaio di persone hanno battuto a tappeto ogni sentiero nell'area circostante il punto da dove era scomparso. Pensate che la prima ricognizione che abbiamo fatto con l'elicottero abbiamo dovuto ripiegare e farlo ritornare in base perché le condizioni erano proibitive. Quindi lui si è preso questo temporale e probabilmente si è protetto sotto gli alberi e ha continuato a camminare. Questo gli ha permesso di rimanere in vita per poi questa mattina di essere ritrovato. Sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, unità cinofile, volontari, un elicottero del SUEM e sono stati utilizzati cani molecolari, termocamere e droni con visori specifici per il buio. A notte fonda per qualche ora le ricerche erano state sospese per riprendere con le prime luci dell'alba e avere il migliore epilogo possibile con l'annuncio del ritrovamento. Con la collaborazione di tutte le forze in campo e anche i volontari che sono venuti con la sobrietà di partecipare alla ricerca hanno permesso di raggiungere un risultato veramente ottimale. Una notte di angoscia, di attesa, vissuta in prima persona anche dal sindaco di Tambre, Sara Bona, che ci racconta quelle ore di incertezza e poi il sollievo per il lieto fine e l'attività senza sosta dei soccorritori. La grande energia di questo bambino che ha superato una notte in montagna da solo e non posso neanche immaginare insomma quanta paura possa avere avuto e soprattutto visto l'angoscia dei suoi genitori e da mamma è qualcosa di veramente, veramente terribile. È stata proprio dura. Eravamo veramente molto molto preoccupati e la famiglia era stremata da questa vicenda. Qui però abbiamo delle persone che per noi sono degli angeli, sono molto più delle persone, che sono tutti i soccorritori e i volontari che sono intervenuti e che hanno cercato tutta la notte Francesco in questo territorio che purtroppo è anche molto vasto, per cui è fatto anche di doline, di cavità, insomma non è un territorio facile da perlustrare. Ma i soccorritori, i volontari del soccorso alpino, i vigili del fuoco, sono arrivati veramente da ogni dove. Siamo stati lì io perlomeno fino alle 2:30 di stanotte e continuavano ad arrivare persone che si rendevano disponibili a prestare soccorso e andare a cercare Francesco. Per cui è veramente stata una notte di angoscia, però credo che anche i genitori abbiano potuto sentire il sostegno di questa comunità che si è mossa veramente in forze per cercare questo bambino, quindi siamo veramente contenti che tutto si sia concluso per il meglio.
Drammatica notte di incidenti nella Marca, ben 5 quelli accaduti in poche ore. I più gravi lungo il Terraglio a Mogliano, dove uno schianto causato da un automobilista ubriaco ha causato il ferimento di una persona, e poi a Casale sul Sile con un bimbo di 4 anni in gravi condizioni. Solo ho sentito il botto della macchina e la signora uscendo dalla macchina che urlava: i bambini, aiuto, aiuto. Le urla della mamma disperata squarciano il silenzio della notte lungo via Nuova Trevigiana Lughignano di Casale sul Sile. Pochi minuti prima, a ridosso delle 2 di notte, un probabile colpo di sonno ha fatto perdere alla donna per un attimo il controllo della sua Nissan, che ha sbandato, si è schiantata contro un albero ed ha finito la sua corsa in un fossato. A bordo, assieme alla donna, una 37enne, i suoi 2 bimbi di 8 e 4 anni. La mamma e la bimba più grande sono ferite, ma non in modo grave. A preoccupare è il fratellino piccolo. Per lui le lesioni sono molto serie. I vigili del fuoco estraggono i bimbi dall'auto, poi la corsa in ospedale con i sanitari del SUEM. Il bambino di 4 anni è grave in ospedale. Per i carabinieri accorsi sul posto ci sono pochi dubbi sulla dinamica. Una fuoriuscita autonoma già vista troppe volte. Ma quello di Casale è soltanto uno dei 5 incidenti che funestano la Marca in poche ore, in una notte di super lavoro per sanitari e pompieri. Poco più di 2 ore dopo, lungo il Terraglio tra Mogliano e San Bugè, uno scontro frontale tra 2 auto. A causarlo un 42enne di Mestre, ubriaco al volante di un'Audi sparata a folle velocità. Il bolide invade la corsia opposta e impatta contro la vettura di un 56enne di Treviso, che ha la peggio. L'uomo venne ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il 42enne invece viene denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e guida in stato di ebbrezza, immediato il ritiro della patente. A Castelfranco, quasi alla stessa ora, un 34enne finisce con l'auto contro un camion. A Villorba, un'ora dopo, tocca a un 19enne che con la vettura si ribalta in un fossato. Tutti fortunatamente sono feriti in modo non grave. Come il Centauro 31enne che in sella alla sua moto aveva dato il via alla nottata di incidenti poco prima dell'1 a Castelfranco, perdendo il controllo della 2 ruote e cadendo, anche in questo caso, in un fosso. Sono 4 i direttori generali delle USL venete che si sono autosospesi lo stipendio dopo l'esplosione del caso pensioni. Si tratta di capire ora se quiescenze e stipendio da manager possano essere cumulati. Nelle scorse ore il vicentino Stopazzolo si è dimesso da direttore generale dell'USL di Potenza. Si sono autosospesi dalla percezione dello stipendio i 4 direttori generali delle ULSS venete, regolarmente nominati mentre erano in servizio, ma andati nel frattempo in pensione, e questo in attesa che il Ministero sciolga il nodo legale, ovvero se possano essere cumulati o meno quiescenza e stipendio da manager. Lo ha riferito a metà giornata con una nota ufficiale lo stesso Luciano Flor, numero 1 dell'area sanità della Regione del Veneto. Si tratta, anche se il comunicato non li cita espressamente, del direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, del direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, di Edgardo Contato per l'ULSS 3 Serenissima, di Giuseppina Bonavina dell'ULSS 8 Berica. Con la presa di posizione del dottor Luciano Flor è uscita finalmente una prima posizione ufficiale della Regione Veneto. La questione in Veneto era stata posta dalla Confederazione Unitaria di Base, il CUB, che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Venezia e alle Procure della Repubblica del Veneto. Sullo sfondo la vicenda del manager vicentino Giampaolo Stopazzolo, direttore generale dell'ULSS di Potenza, che si è dimesso nelle scorse ore dopo le polemiche che per settimane hanno interessato il cumulo di pensione e stipendio, con l'apertura di un'inchiesta da parte della Corte dei Conti. Va detto però che il caso dei DG veneti sembra in parte diverso, essendo stati nominati quando ancora erano in servizio. Tutti e 4, si spiega nella nota della Regione, hanno anticipato un parere legale pro veritate concernente approfondimenti in merito alla loro posizione, ma per i sindacati la questione è già sufficientemente chiara. La presa di posizione noi la prendiamo come una parziale ammissione che c'è qualcosa che non va in queste nomine dirigenziali. E la norma è del 2014 ed ci appare quantomeno stravagante che gli alti vertici della regione e i dirigenti presenti in Regione Veneto non ne fossero informati. È una questione che andrà chiarita subito, al più presto, e auspichiamo quindi anche una netta presa di posizione proprio da parte di Luca Zaia e della Giunta Veneta.
L'economia, perché in autunno il Veneto rischia un boom di fallimenti di aziende per ritardi di pagamenti dalla pubblica amministrazione e l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus del 110%. Questo è l'allarme della CGIA di Mestre. A causa del caro energia, dell'inflazione alle stelle, dell'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus e dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione, in autunno rischiamo un boom di fallimenti. Non solo di debiti possono fallire le aziende, anzi, all'orizzonte si fa concreto un boom di imprese a rischio fallimento per crediti. L'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre punta il dito contro i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione alle aziende, stimabile in Veneto attorno ai 5 miliardi di euro, assieme all'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus 110%. Da diversi anni e anche nei primi 5 mesi di quest'anno il numero di fallimenti in Veneto è in calo, ma a partire da autunno potrebbe tornare a crescere e subire una brusca impennata nel 2023. Bisogna correre ai ripari. Il governo intervenga subito per evitare una nuova recessione che farebbe aumentare a dismisura la disoccupazione e i livelli di povertà anche in Veneto. A causa dei problemi sottolineati dalla CGIA di Mestre, i settori più a rischio sono il commercio e le costruzioni, ma autunno diventa una data cruciale anche perché, come avviene in tutte le recessioni, gli effetti possono manifestarsi a distanza di tempo e nel nostro caso si devono ancora fare i conti non solo con le difficoltà causate dal Covid nel biennio 2020-2021, ma anche con gli effetti negativi riconducibili alla guerra in Ucraina, scoppiata verso la fine di febbraio. 4 ore di sciopero oggi dalle 10 alle 14 all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Si è risolto con qualche coda un po' più lunga del solito lo sciopero di 4 ore di metà giornata da parte del personale di terra dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, ma il dato non deve trarre in inganno. I lavoratori avrebbero voluto farlo, solo che le dinamiche di proteggere i voli fa sì che il personale venga totalmente precettato. Ci sono, per assurdo e per paradosso, più persone che lavorano durante la giornata di sciopero che durante le giornate normali. Ad essere interessati dallo sciopero i servizi di accettazione e trasporto passeggeri, carico e scarico bagagli, i cosiddetti servizi sottobordo in cui il personale è sotto organico e chiede migliorie sia per gli stipendi che per la durata temporale dell'impiego. Il Covid infatti è stata una cesura dopo la quale in diversi hanno preferito cambiare mestiere. Le persone come tutti cercano stabilità, cercano la possibilità di ritornare a lavorare, cosa che l'aeroporto al momento non consente. Da Save ci sono state delle risposte? Allora, Save fa il gestore, al momento non ci sono state risposte, noi confidiamo che questo braccio di ferro tra le parti si interrompa, si ritorni al dialogo e nell'eventualità ce ne fosse bisogno chiediamo discontinuità con le persone con cui stiamo relazionando. Domani giornata di ballottaggio in 4 comuni del Veneto, occhi puntati su Verona e sempre domani sera a partire dalle 21:15 su Antena 3 puntata speciale di Ring. L'ultima sfida, quella dei ballottaggi, a Verona, Jesolo, Feltre e Thiene i cittadini sono richiamati alle urne. Seggi aperti dalle 7 alle 23, subito dopo via allo spoglio, e anche stavolta c'è una grande incognita a pesare su questo secondo turno il rischio astensionismo. Dopo la bassa affluenza della prima tornata, il timore che si ripetano le percentuali di 15 giorni fa. Occhi puntati soprattutto sulla piazza di Verona e naturalmente, come accade sempre in occasione dei grandi appuntamenti, Antena 3 sarà presente per aggiornarvi in tempo reale sugli esiti delle urne. Dalle 21:15 la maratona in diretta con una puntata speciale di Ring per seguire istante dopo istante il voto nelle 4 piazze. Collegamenti con gli inviati da Verona, Thiene, Jesolo e Feltre, ospiti in studio per i commenti con il vice direttore Ferdinando Avarino. Dall'attesa per la chiusura delle urne fino allo spoglio che rivelerà i nomi dei nuovi sindaci. Una serata dunque da non perdere, appuntamento dalle 21:15 naturalmente su Antena 3. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata.
Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana si allunga con ancor più decisione sulla nostra penisola. Sarà una domenica 26 giugno di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con prevalenza di spazi di sereno, a fronte di qualche locale e temporaneo annuvolamento più che altro in montagna. Precipitazioni ancora assenti e grave situazione di siccità. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime tra 16 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo sereno o velato, soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui sempre soleggiato, cielo limpido o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.